Si complica sempre più il piano salvezza del Sant'Agata che nonostante l'ennesima buona prova esce sconfitto dal Fresino. Ormai è diventato un tabù per i biancoazzurri che a una giornata dalla fine rimangono al penultimo posto in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sull'Ocri ultimo. Eppure la gara dei locali si mette subito bene quando dopo 5 minuti il solito catalano spezza l'equilibrio del match portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo nono sigillo in campionato. I biancoazzurri avrebbero al 24esimo anche la chance per il raddoppio, ma Bova non c'entra lo specchio della porta. Poi la Scafatese inizia a spingere dopo un rigore invocato su Colley, sul quale il direttore di gara dice di no. I gialloblu acciuffano il pareggio al minuto 32 con Vacca che sorprende Cannizzaro in mezzo alle gambe, ristabilendo di fatto la parità. Pari che dura poco, infatti 3 minuti più tardi gli ospiti ribaltano il risultato quando Vacca buca la difesa biancoazzurra e col destro fa 2-1 per i suoi e doppietta personale. Nella ripresa però il Sant'Agata tenta di rimettere tutto in equilibrio, ma prima la conclusione di Pussetto è deviata in angolo da Becchi, poi Perez dagli sviluppi di angolo non inquadra la porta da posizione vantaggiosa e infine Pussetto da fuori costringe Becchi agli straordinari con Dorato che sul proseguo apparecchia per Faccetti che da 2 passi spara incredibilmente alto sulla traversa. La Scafatese non sta comunque a guardare, al minuto 80 solo la decisiva parata di Cannizzaro nega a Foggia la gioia del gol, con lo stesso calciatore campano che servito subito dopo da Cham manda sul fondo. Bersaglio che gli ospiti centrano però al minuto 92 con Di Paola che di testa mette alle spalle di Cannizzaro, facendo così Sant'Agata 1 Scafatese 3. Il Sant'Agata rimane a 24 punti penultimo, mentre la Scafatese si conferma sul terzo gradino del podio con 62 punti.